Di Fiume Veneto, Jessica Canton, ben ritrovata, candidata a sindaco ovviamente. Parliamo di candidato a sindaco a domicilio, per la serie se Maometto non va alla montagna, la montagna viene da Maometto, più o meno è questo. Ci spieghi questa iniziativa che sta per decollare e che farà decollare proprio nel suo comune? È il senso, sì. Allora, diciamo uno dei punti principali del nostro programma, o comunque delle idee, del messaggio che vogliamo lanciare, è quello di voler appunto azzerare la distanza che c'è tra l'amministrazione e il cittadino. Ed è un'idea e un pensiero, un messaggio che vogliamo lanciare sin da subito, sin dal momento della campagna elettorale. E con questa iniziativa il candidato sindaco a domicilio invitiamo appunto i cittadini a contattarmi personalmente qualora volessero confrontarsi, esprimere delle idee. Come fanno a contattarla? Ha lasciato un numero, un indirizzo email? Attualmente abbiamo postato per il momento su Facebook, poi insomma ci sarà un volantino cartaceo che verrà distribuito, in cui c'è un numero di telefono al quale rispondo io personalmente, e quindi la persona potrà contattarmi, concordare un incontro e discutere, appunto parlare, confrontarci idee, messaggi, criticità, perché ovviamente ci sono anche quelle. Questo strumento quindi del contatto diretto con il cittadino, che è uno strumento al quale crediamo molto, non va certamente ad escludere altre tipologie di incontri, che potrebbero essere appunto gli incontri pubblici che certamente organizzeremo. Però ci preme avere un rapporto diretto con i compaesani, soprattutto in una dimensione quale quella fiumana che consente di fare ciò. Senza dimenticare che questo strumento aiuta anche chi ha di fatto delle difficoltà a muoversi, e quindi si offre sin da subito quello che è un servizio vero al cittadino di potersi avvicinare, quindi è l'amministrazione che si avvicina al cittadino, non il cittadino che va in cerca, come purtroppo a volte accade dell'amministrazione. Avvocato, lei parlava di criticità, quali sono quelle ovviamente maggiormente visibili nel suo comune e che vorrebbe risolvere? Beh, visibili sicuramente il decoro urbano. Ed è un'istanza tra l'altro che sento esprimere da più persone. La manutenzione del territorio in realtà è un po' abbandonata, quindi non tanto grandi opere delle quali forse i cittadini sono anche a volte un po' stanchi, perché forse a volte utilizzate un po' come strumento di campagna elettorale, quindi non tanto grandi opere, ma la manutenzione di quello che c'è nel rispetto delle condizioni economiche nelle quali si trova il comune. Quindi la manutenzione di quello che c'è, l'abbellimento e anche, e questo sicuramente aiuta anche l'occhio, anche un aiuto a quello che è il commercio, perché purtroppo vedere dei negozi chiusi, vedere delle serrande abbassate non dà mai anche impatto. Perché siamo alle porte di Pordenone, no? Cestone, siamo anche tra altre cose lungo un'arteria principale, cioè Fiume Veneto è una bellissima conformazione, quindi è un luogo di passaggio, e vedere appunto delle serrande abbassate fa un po' di nostalgia, no? Sono d'accordo. E per rilanciare il commercio cosa propone? Va contrastato, ma noi vogliamo sostanzialmente rilanciare non soltanto il commercio, ci saranno sicuramente delle iniziative a tutela dei commercianti, ma rilanciarlo anche in maniera indiretta, pensando a delle iniziative che possano portare anche più persone a Fiume Veneto, e quindi iniziative che possano avvicinare le persone e aiutare anche i commercianti a rappresentare ovviamente un'attrattiva maggiore rispetto a quello che magari è quella attuale, perché i commercianti fanno tanto per Fiume Veneto ed è giusto anche che l'amministrazione lo riconosca. Grazie come sempre a Jessica Canton, avvocato e candidato alla carica di sindaco per il comune di Fiume Veneto. Ci vediamo la settimana prossima, ogni giovedì l'avvocato sarà con noi, quindi ascoltatela perché ha parecchie idee ovviamente da proporre proprio per scalare la vetta del municipio di Fiume Veneto. Grazie ancora.